Yeah! Buongiorno, giorno 3, ci siamo ovviamente smarriti ancora prima di partire per Edilberg. È già la seconda strada che becchiamo chiusa e noi imperterriti proviamo ad andare dentro la strada nonostante i cartelli e ci tocca fare come sempre inversione di marcia. Già modificato? Calcolato, adesso Ho perso il segnale GPS, non si recupera più. Che cazzo c'è? Non lo so. Questi cartelli mi suscitavano il consiglio di non entrare. Tu giustamente imperterrito, zac. tanto adesso l'ha ricalcolato, quindi possiamo andare poi a Possiamo andare di là perché di là in effetti c'era una strada fattibile. Va bene, procederemo. Siamo a Edilberg e dopo esserci persi ovviamente perché però in città deve fare gli sparini con le fighe che gli tagliano la strada. La gente mi fa girare i coglioni e quindi mi incazzo. Ecco, esattamente per questo. Al verde schiaccio l'acceleratore. E siccome io ho perso il segnale GPS da tipo 2 ore, cioè da stamattina, non potevo nemmeno raggiungerlo, finalmente ci siamo ritrovati. È totalmente inutile. Cioè il navigatore una funzione deve avere, quella di navigarti, e in realtà il segnale GPS è rimasto segreto. Infatti risulta che sono ancora in via Mendola. Questa è la vista che abbiamo da Edilberg. Abbiamo castelli ovunque ci giriamo, ce n'è uno qui davanti, una specie di casa. Sono rumorosi, mi stanno sul cazzo. I cinesi strillano, ma probabilmente sono sordi nel loro paese, non si capisce. Dietro di noi c'è praticamente un intero parco e siamo all'interno delle mura di un castello che ovviamente vi metterò in descrizione perché il nome non ce lo ricordiamo, giusto bro? Che noi ci siamo muniti di reflex che ci siamo indicati due geni, però la reflex in realtà è la sua. E tanto avrei dovuto portare io. Ciao video. Per noi proprio c'è la propria morte con quella lì, adesso la ribecchiamo, stai tranquillo. Il coglione che guidava la Panamera, che poi ci ha suonato, guidava 30 all'ora con le curve, sto rincoglionito. Senza contare che abbiamo messo la moto ovviamente dove non potevamo, sono usciti fuori. Uno ci ha detto puoi quelli parcheggiare, arriva l'altro no, non puoi è parcheggiare. fuori la Gestapo con il tipo della cartoleria che ci dice no, qua non si può parcheggiare. Poi è arrivato pure l'altro che ci dice no, potete metterla di qua perché il parcheggio di là è privato. Insomma alla fine non abbiamo messo da nessuna delle due parti, abbiamo dovuto mettere ovviamente il divieto di sosta. Cioè, tu hai qualche disturbo per me? Oltre a rovinarmi a me i video, sta cercando in tutti i modi di rovinare le foto ai cinesi, mettendosi in mezzo. Non riesco neanche a concludere la frase. Guarda, ce n'è uno, vai, vai! Ci fai un favore Paolo, togli quell'imbecille da dietro, toglilo. Si mette in mezzo con un deficiente. Sì, fai la finta che stai guardando chissà che cosa. Non sei tutto a posto. Adesso gli faccio la foto allora. Sì. Fa la foto allora. E poi gliela giri? È a posto secondo questo ragazzi. Facciamoci un giro all'interno del castello, abbiamo già pagato il biglietto d'ingresso. Il tipo mi ha ritirato, mi ha detto una roba in tedesco. Sì. Sì. Che posto fantastico. Sono andato quel demente di pro. Bro, ti sei messo in posa pure te? L'hai fatto per la foto di Instagram? Ammazza che vista, oh. È talmente bella che non ci vogliono gli occhiali. In che senso? Dimmi quando stanno ancora facendo le foto che gli devo. Stanno facendo. Perché tu sei proprio bastardo comunque.